Sarcedo, alle 18 di ieri 6 persone sono rimaste coinvolte in un grave incidente stradale tra due auto lungo la strada Feltrina 348 a Pederobba. Il bilancio è di 2 morti e 4 feriti. I pompieri di Montebelluna hanno estratto le persone ferite che sono state prese in cura dal 118 per essere portate in ospedale. Purtroppo per le 2 persone che si trovavano nell'auto finita nel fossato non c'è stato nulla da fare. Si tratta di una coppia di coniugi di Vittorio Veneto, Lucio Toniello, 72 anni, originario di Sarcedo, e Irma Schweiger di 70. Bassano. È rimasto quasi illeso il conducente della Toyota Auris che circa la mezzanotte di domenica ha abbattuto un pilone della luce lungo via Aldo Moro. Sul posto si è recato un mezzo del suo M118 che ha trasportato il ferito, in codice verde, all'ospedale. Poi sono arrivati anche gli uomini della Polstrada e i carabinieri. Necessario l'intervento dei pompieri per mettere in sicurezza l'area. I lavori sono stati ultimati in un'ora circa. Romano De Zelino, prove di evacuazione alla scuola media Montegrappa. I ragazzini sono stati impegnati in una serie di esercitazioni pratiche e teoriche per capire come comportarsi in caso di situazione di emergenza, guidati dagli uomini della protezione civile che hanno coordinato gli interventi allestendo in concomitanza un campo di accoglienza per la ricezione degli sfollati. Agli studenti sono stati forniti i principi fondamentali delle azioni della protezione civile, sensibilizzandoli al senso di volontariato e pronto intervento, soprattutto in caso di calamità. Cartigliano sono arrivati anche il sindaco Guido Grego e l'assessore alle politiche giovanili Francesca Tartaglia per la partenza del nuovo servizio di piedibus scolastico. 2 anche quest'anno le linee previste, linea rossa e linea verde, pronte a collegare la scuola primaria comunale con le zone a nord e a sud del paese.